Sì, io mi sono appuntato non ho fogli, quindi sul fazzoletto di carta valori e fede. Io continuo a non avere molto chiari quali sono i valori della famiglia tradizionale. Cioè, per me la famiglia è un luogo che trasmette come si vive, come si cresce e come si muore. Credo che lo possono fare un gruppo di suore con degli orfani, lo possono fare due uomini, due donne, un uomo, una donna, una nonna. Sì, è importante avere figure maschili e femminili davanti, non devono necessariamente essere genitoriali. Questo è quello che io, con molti dubbi, credo, ma che cos'è la famiglia e quali sono questi valori tradizionali che un uomo e una donna sarebbero in grado di trasmettere? Rispetto alla fede e alla pedofilia anche, che è sempre un tema accomunato a noi omosessuali con grande facilità per colpa della Chiesa, direi due cose. La prima è che le Sacre Scritture sono anche un testo storico e quindi vanno interpretate come un testo storico, come tutte le Sacre Scritture di tutte le religioni. La seconda è che della Bibbia fa parte anche il Vangelo, quindi l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento per noi cristiani sono una scrittura unitaria, e direi che il pedofilo non può realizzare pienamente se stesso, e questo è un tormento di una vita per cui dovremmo avere molta misericordia, perché danneggia e fa del male a una creatura che non può difendersi. Quindi non abbiamo molti dubbi, no, nel distinguere queste due fattispecie. Mentre la realizzazione piena della personalità omosessuale, naturalmente, sembra una banalità, ma evidentemente per alcuni non lo è, non lede i diritti di una persona che non può difendersi. Pregherò stanotte per la vostra conversione.